Prima il Veneto, bello slogan anche questo, uno slogan simpatico, però cosa nasconde, cosa vuol dire? Vuol dire che il Veneto è prima nella testa e prima nei pensieri di chi l'ha formulato? Bah, se fosse così non sarebbero successe alcune cose e c'è da chiedersi anche come mai siano successe. Vedete, dal 2002 al 2008 succede che i trasferimenti ai comuni italiani sono diminuiti, ma quelli del Veneto sono diminuiti in particolare, meno 20%. E allora c'è da dire se c'era una particolare attenzione per il Veneto. Per carità, sono diminuiti anche in qualche altra regione, ma anche in qualche altra regione del nord magari sono diminuiti di meno o sono anche addirittura aumentati. Magari di poco, ma sono aumentati. E allora dov'erano questi signori che ci tengono tanto al Veneto? Ma poi un altro dato conferma anche sempre questo andamento. Guardate, la spesa che fa lo Stato nelle varie regioni, la spesa regionalizzata. Quanto ha speso lo Stato nel Veneto? Siccome il Veneto è sempre stato fanalino di coda, da 20 anni e più, il Veneto riceve dallo Stato molto meno di tutte le altre regioni. Ma andiamo a vedere cosa è successo dal 2002 al 2008. Dal 2002 al 2008 se io vado a vedere quanto ha speso lo Stato italiano, spesa pro capite meno 11 e qualcosa per cento, anche qui meno. E se vado a vedere in che cosa è stato speso di meno, scopro che ci sono delle spese che sono aumentate, più 58 euro pro capite per casa e territorio, più 30 euro per la difesa, meno 7 euro per la sicurezza, interessante, meno 36 per la sanità, cioè per la ricerca scientifica in tema di sanità, e meno 32 per la scuola. C'è da pensarci, c'è da riflettere. Se questo avere il Veneto in mente, se questo mettere il Veneto prima di tutto, c'è veramente da riflettere. C'è un dato che riassume tutto questo, che la dice lunga. È la differenza tra quanto i veneti pagano di tasse e quanto ricevono indietro dallo Stato. Nel 2002 circa erano 10 miliardi di euro che il Veneto lasciava sul campo, lasciava allo Stato italiano, lasciava agli altri, alla solidarietà, a tutto. E nel 2007-2008, sono circa 17 miliardi, quindi un aumento di circa il 70%. Bel modo di tenere il Veneto nella propria mente, prima di tutti gli altri pensieri. Ma poi c'è un'altra cosa che è da dire. Hanno promesso di fare tante opere, prima di tutto potevano farle prima, ma pazienza, adesso le faranno. E come le faranno? In project financing, bellissima parola, molto armonica, fa piacere perfino a sentirla, ma vuol dire una cosa sola, che noi lasciamo al resto del paese 17 miliardi e poi quando ci facciamo le strade e gli ospedali dobbiamo pagare il pedaggio o pagare anche il parcheggio per ripagarcele.